Aveva appena iniziato il suo turno di lavoro. Pochi minuti dopo le 7 la tragedia. Michele Favaro, 54 anni, dipendente della ditta DR Costruzioni, è rimasto schiacciato sotto una pressa piegatrice. Operaio, conosceva bene il macchinario, specializzato nel settore. Cosa sia accaduto lo diranno gli uomini dello Spisal e i carabinieri intervenuti sul posto. Per l'azienda parla il legale Federico Doni. So che è rimasto schiacciato all'interno di una pressa, non so per quale motivo, non so se sia stata una negligenza del dipendente o un difetto di misure di sicurezza, tenderei ad escluderlo. Di buon conto si vedranno poi quali sono gli accertamenti specifici della Spisa, alla quale ha tutte le documentazioni delle macchine, ha svolto tutti gli accertamenti sui singoli pezzi del macchinario, della macchina che è stata coinvolta e che è stata responsabile della morte del dipendente, ha assunto a sommare informazioni tutti i dipendenti della DR. Lui era da solo quando è accaduta la tragedia? Non era da solo a lavorare in quel macchinario, non era da solo all'interno del capannone. Quindi sono stati i colleghi a chiedere aiuto? È stato un collega a soccorrerlo e a chiedere aiuto. L'azienda, una fabbrica di carpenteria, si era da poco trasferita a Maerne di Martellago, una decina i lavoratori che questa mattina non riuscivano a darsi pace. Sotto shock anche il titolare Sauro De Rossi. Mai accaduta una tragedia simile, ci spiega il legale. Incidenti di questo genere non sono mai avvenuti in questa società. La società tratta e gestisce i suoi dipendenti più come membri di una famiglia che come dipendenti e quindi questo incidente è stato prima di tutto una tragedia da un punto di vista personale, oltre che uno sconvolgimento totale da un punto di vista umano e di ogni altro genere. Gli uomini dello Spisal hanno sentito i colleghi della vittima, hanno raccolto le testimonianze. Favaro sarebbe rimasto intrappolato sotto la pressa. A nulla sono serviti i soccorsi dei colleghi che lo hanno liberato ed i sanitari giunti sul posto. Il 54enne è morto sul colpo. Allo Stato ci sono accertamenti che la Spisa sta facendo, che ha terminato da poco e che daranno i risultati che daranno. Vedremo poi il pubblico ministero quando ci metterà a disposizione gli atti, ma per ora io più di questo e più di un ricordo della vittima io non posso dare per conto. Lui da quanto lavorava qui? A quanto mi risulta lavorava mi pare dal 2014. Michele, 54 anni, abitava a Scorzè, lascia la moglie e 3 figli.